Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player, vediamo di concludere questa faccenda privata. Travis è l'ultimo bersaglio ovviamente all'interno della nostra lista nera e sicuramente Jade sarà l'unica strada da percorrere per raggiungere ovviamente il nostro acerrimo nemico. Ovviamente dovremo percorrere i corridoi, i mausolei e soprattutto il labirinto della tomba Barnwood che si ritrova più avanti dalla nostra posizione. Siamo riusciti a salvare il nostro Kazzo TRG, sicuramente senza colpi, però speriamo di trovare qualcosina in modo tale da metterlo in azione. Siamo riusciti a salvare anche l'SPS 12 dell'agenzia, utile per i contatti a fuoco ovviamente nelle distanze ravvicinate. Speriamo di non sollecitare le guardie, però vedremo di fare del nostro meglio. Abbiamo anche ottenuto una tanica di benzina semipiena che potrebbe essere utile magari per attirare l'attenzione di qualche particolare bersaglio. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Allora, la zona si suddivide in tanti piccoli strati di mappa, dove ovviamente troviamo diverse guardie di pattuglia, come vedo appunto dalla mappa. Sicuramente la nostra Jade sarà ben sorvegliata. Qui abbiamo il primo ragazzone, mamma mia, guardate com'è ben equipaggiato. Attenzione qua alla nostra sinistra, ok, completamente libero. Vediamo di acciuffarlo, questo pelatone. Vieni qua, bello. Vediamo di evitare macchie di sangue sul pavimento, quindi cerchiamo di non spezzargli il collo al nostro amico. Ok, bello, vieni qui. Vediamo di utilizzare il suo travestimento che sembra molto ma molto più competitivo del nostro. Ok, vediamo di portarlo direttamente verso appunto la nostra zona, verso il nostro rifugio. Probabilmente in queste tombe non si può entrare. Vediamo un po', magari possiamo gettarlo qui dentro il cadavere. Niente, sono completamente chiuse. Ok, magari lo possiamo lasciare qui dietro vicino a questo muretto. Allora, vediamo di continuare. Sicuramente quella roba lì a terra non attirerà l'attenzione di nessuno. Bene, vediamo da questa parte. La nostra Jade deve essere appunto vicino a queste guardie. Guardate quante ce ne sono appunto qui vicino. Vediamo un po'. Quella deve essere una specie di piazza. Probabilmente deve essere proprio al centro della nostra piazza, come dice appunto la nostra piccola mappa. Però ci sono troppe guardie di pattuglie e soprattutto troppi occhi indiscreti, quindi cerchiamo di attirare l'attenzione di questi ragazzoni magari con la nostra tanica di benzina. Ok, eccolo. Vediamo di attirarli in questo corridoio che potrebbe essere soprattutto l'arma vincente per far fuori tutte le guardie. Ok, vediamo un po' se si avvicina. Questa è una zona molto ma molto difficile ragazzi, soprattutto per la presenza di tutti questi dannati labirinti. Eccolo, speriamo che ha sentito il colpo. Eccolo che si avvicina il nostro ragazzone. Vediamo di metterci, come dire, dietro a queste colonne. Ok, eccolo che si avvicina. Avanti amico mio. Speriamo di non farlo, come dire, insospettire. Avanti, vieni qua amico mio. Perfetto, neutralizziamolo anche questo e sicuramente cerchiamo di nasconderlo vicino al suo amico. Ok, perfetto. Cerchiamo di posizionarlo nella maniera migliore. Qui esistono probabilmente due tipologie di guardie: quelle più corazzate, che abbiamo appunto atterrato in precedenza, e sicuramente quelle un pochino più agili, che indossano ovviamente lo stesso equipaggiamento. Allora, vediamo di continuare. Maledizione, la tanica di benzina l'avrò lasciata indietro, però mi sa che qui a terra ho visto qualcosa di diverso. Forse un tubo di metallo. Ah, ecco, un mattone. Ok, vediamo di continuare. Vediamo se possiamo attirare l'attenzione di quest'altra guardia. Andiamo. Perfetto. L'abbiamo preso il mattone. Perfetto. Continuiamo. È meglio sfoltire un pochino questa linea offensiva dei nemici, perché sicuramente ci daranno qualche problema. Eccolo. Eccolo che si avvicina. Perfetto, vediamo adesso di portare il nostro caro Hitman nelle retrovie. Utilizziamo la nostra tanica per portarlo appunto da questa parte. Vediamolo, eccolo. Speriamo che l'ha sentito. Comando, potremmo avere un problema. Vado a controllare il perimetro, passo. Vieni amico mio, un altro pelatone come a noi, eh? Perfetto, vedete un po', se avessimo lasciato in terra le macchie di sangue a quest'ora avrebbe dato l'allarme il nostro amico, quindi sicuramente non ci sarà alcun problema per adesso. Ok, vediamo di continuare. Dai, il numero 31, vediamo di eliminarlo. Ok, vieni qua amico mio. A quanto pare ci sono delle guardie anche alla nostra destra, quindi cerchiamo di stare attenti. Ok, eliminato. Allora, cerchiamo di portarlo immediatamente dietro alle altre guardie. Oh, pesantone questo, mi sa che gli piace mangiare, avanti amico mio, non ti fare tirare. È che non si dà neanche una mossa, Ok, qui dietro non lo vedrà nessuno. Allora, vediamo di continuare. Magari voglio dare un'occhiata anche da questa parte. Sicuramente c'è qualcosa. Oh, ho preso un bel mitragliatore. Potrebbe essere interessante. Da questa parte vedo che ci sono altre guardie, Vediamo un po', sembriamo dei veri e propri benzinai con la appunto con la nostra tanica di benzina in mano. Allora, ci sono 4 guardie ben equipaggiate, sicuramente dei problemi. Quindi vediamo di eliminarle una alla volta. Sicuramente prima di agire dobbiamo sfoltire un pochino la situazione. Ok, eccolo il nostro bersaglio. Allora, sicuramente questo bersaglio non posso attaccarlo con le Silver Bailer perché è molto ben equipaggiato, quindi dovrò sicuramente eliminarlo a mani nude. Eccolo che arriva.
perfetto, attenzione a non farci vedere dai suoi amici lì intorno. Vieni amico mio, perfetto, avanti che ce la facciamo. Ah, la maschera antigas, mamma mia, sembra uno uscito fuori da Metro Last Light. Eccolo qua, ok, vediamo un po' se possiamo trascinarlo magari un pochino più lontano. E ragazzi, è opportuno portarli, come dire, tutti questi cadaveri nella zona adeguata, perché non vorrei evitare di essere scoperto proprio alla fine. Quindi questa strada proprio ha il suo valore. Vediamo un po', intanto tutte queste zanzare qui intorno. Ok, avanti che ce la facciamo, sempre più pesanti questi dannati. Ok, qui c'è un vero e proprio come dire, giacimento. Vediamo di continuare. Perfetto, la nostra Tanica è ancora sana e salva. Allora, vediamo di eliminare anche quest'ultima guardia. Speriamo che abbia, come dire, le orecchie abbastanza aguzze. Eccolo qua, perfetto. Comando, comando, c'è qualcosa che... Un attimo. Intanto il nostro Hitman con le grandi cuffione da gamer. Eccolo qui, guardate che figo. Ok, eccolo nuovamente che si avvicina. Stiamo attenti che là ho lasciato un po', troppa roba, troppi fucili, troppa roba del genere. Ok, vediamo di eliminarlo. Meno male che c'è questo piccolo scatolone che ci nasconde ovviamente il nostro grande piedone. Ok, portiamolo immediatamente alla zona destinata per la raccolta dei cadaveri. Raccogliamo nuovamente la tanica di benzina. Ok, adesso la zona sembra un po' più agibile, però preferirei, come dire, capire più o meno dove si ritrova Jade prima di interagire con le nostre tattiche. Magari inizierà a pattugliare la zona in maniera, come dire, regolare. Potremmo colpirla da lontano con le nostre Silver Bailer. Ok, vediamo di posizionarla appunto nella sua zona. Abbiamo raccolto qualche proiettile per il nostro caso. Niente, mi sa che siamo a secco. Vediamo di continuare con le Silver Bailer allora. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Ancora guardie, quest'altro barbone qui davanti a noi romperà le scatole di certo. Vediamo un po', eccolo che si avvicina. La nostra Jade deve essere sicuramente al centro della piazza. Ci deve essere appunto qualcosa. Oh. Eccola lì, perfetto, sta discutendo appunto con uno scienziato. Ok, attenzione, qui c'è una piccola guardia. Siamo riusciti a raccogliere 10.000 punti. Bene, attenzione, calma. Niente, questo ragazzi rompe un po' le scatole. Vediamo di... eccolo, perfetto. Allora, se n'è andato da quella parte. Non vorrei perlustrare il perimetro appunto alla nostra sinistra. Potrebbe essere molto complicato sfuggire a tutte queste guardie. Guardate un po' anche dall'altra parte di mappa, sono presenti altri soldati, come dire, molto ben armati. Quindi vediamo di stare attenti. Forse la nostra Jade sta discutendo con lo scienziato e a breve lascerà la sua zona. Quindi vediamo di aspettare con calma e soprattutto stare un pochino tranquilli, perché la preda sicuramente si muoverà dal suo nido e sicuramente il predatore riuscirà ad acciuffarla. Vediamo cosa c'è da quella parte. Un altro soldato, un osso per cani. Vediamo cosa dicono quei due ragazzoni. Andiamo un pochino più vicino. Come guardie del corpo. Si fanno chiamare i pretoriani, come la guardia personale degli imperatori romani. I migliori al mondo, a quanto pare. Per dirla tutta, per me è meglio così. Se 47 è davvero in giro, Travis è un bersaglio che cammina. Calma, questi sono i cosiddetti pretoriani, guardie dell'imperatore, soprattutto coloro che sapevano più dell'imperatore i suoi affari politici. Vediamo se possiamo eliminarli. Attenzione che qui ne abbiamo uno che rompe abbastanza le scatole. Oh, ci vede pure addirittura attraverso l'albero. Oh, sta arrivando Jade. Perfetto, attenzione a non farci vedere. Oh, Jade ha lasciato la sua postazione. Ottima mossa Jade. Vediamo di raggiungere la nostra postazione, come dire, il nostro piccolo nido. Eccoci qua. Perché non ci muoviamo, Jade? La gru non funziona, sarà pronta fra un minuto. Assicurati che sia così. Io mi sto accampando sulle colline. Ricontattami quando hai il cadavere. Le guardie hanno l'ordine di aprire il fuoco su chiunque si avvicini. 47 non si farà vedere. Allora, vedete un po' la rice Io cosa trasmittente. sarei? Un'isca? Esca. Stronzo. La rice trasmittente che abbiamo raccolto è molto importante perché ci permette di capire più o meno cosa combinano i nostri bersagli. Vediamo se possiamo attirare l'attenzione del pretoriano di turno. Attenzione che forse... Maledizione, ho sbagliato. No. Ho sbagliato a lanciare la nostra tanica. Speriamo che non se ne accorga. Maledizione, sta arrivando qua pretoriano con gladio e scudo. Anche il suo elmo che è molto ben compatto. Maledizione, forse dovrò ricorrere a rimedi abbastanza. Ah, perfetto, eccolo qua che si avvicina. Vieni qua, amico mio. Ok, abbiamo colto anche quest'altra occasione. Stai zitto, amico mio, con questa dannata maschera antigas che mi mette un pochino di ansia. Ok, sta zitto e fa il tuo dovere. Allora, Jade a quanto pare si muove qui intorno perché sicuramente dovrà fungere da esca. Quindi cerchiamo di stare attenti e soprattutto ha parlato di una gru, di una specie di montacarichi, qualcosa del genere, che non funziona. Forse quella specie di bottoncino rosso che ho visto laggiù al centro della piazza serve a qualcosa. Forse è meglio andare a dare un altro sguardo. Vediamo
un po' cosa succede, che in questa zona non voglio passare perché è molto ben ecco, vedete un po', già ci sono altri dannati soldati che continuano a dare un'occhiata da queste parti. Eccoli là. Se avessi avuto il proiettile del cazzo TRG magari avrei ucciso lo scienziato là sotto, oppure avrei provato a far saltare in aria la corda del montacarichi. Niente, questa è una zona off limits, è impossibile passare, dobbiamo procedere dalla parte sinistra. Ok, vediamo un po', intanto qui c'è un piccolo cancello, vediamo a cosa serve, diamo un'occhiata, forse possiamo scassinarlo, qualcosa di importante. Per procedere devi... Ah, questa è la nostra uscita, ok. Vediamo di andare da questa parte. Molto bene, ecco che si avvicina un altro nemico. Attenzione, addirittura qui c'è una tanica di benzina. Ah, un bel baule, perfetto, magari possiamo nasconderci qui dentro. Allora, vediamo un po', soldato davanti a noi, ce n'è addirittura un altro lì dentro. Cerchiamo di stare attenti, Jade sicuramente sarà ancora lì. Ok, vediamo di continuare, forse qua dentro c'è qualcosa di importante. Vediamo un po'. Cerchiamo di stare attenti, questo ragazzone è solo qui dentro, però può dare l'allarme in maniera concreta. Vieni, bello. Oh, forse ho fatto una cosa sbagliatissima. Stiamo attenti che Jade sta arrivando. Proprio adesso dovevo eliminarlo, maledizione. Oh, no, 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 no. Jade sta arrivando, eccola. Maledizione, vediamo di nasconderci. No, 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 calma, calma. Vediamo di nasconderci magari dietro una parete di queste. Allora, vediamo un po'. Non mi dite che sta arrivando proprio qui dentro e abbiamo la possibilità di eliminare... eccola. Il nostro bocconcino. Vieni qua, amica mia. Ok, se ne sono accorti. Via, via, scappiamo. 47. Presto, presto, presto. Jade eliminata. Assassinio silenzioso, 135.000 punti. Accedi al forno crematorio. Dov'è il forno? Eccolo qui. Ah, questa è la nostra uscita, perfetto. Mamma mia, davvero un'ottima occasione. Forziamo la serratura. Hai imparato tutto su Skyrim, amico mio. Dai che ce la possiamo fare. Oh, si sono accorti del cadavere. Vediamo di scappare. Ok, bene, vediamo di procedere. Sembra una classica giornata ventosa d'autunno. Vediamo di pretoriani. Massima allerta. Serrate i ranghi e sparate a chiunque si avvicini. Se siete davvero i migliori, questo è il momento di dimostrarlo. Molto bene, la nostra rice trasmittente è fantastica, come al solito colpisce al centro, quindi vediamo di andare avanti dopo aver captato questo fantastico messaggio. Allora, abbiamo ben letto dalla nostra guida che i nostri pretoriani, come dire, hanno posizionato delle mine a distanza, eccole, già presenti all'interno del nostro raggio visivo. Allora, C4 possono essere molto, come dire, efficaci soprattutto ai bersagli un pochino più distratti, quindi cerchiamo di stare attenti perché sono delle mine che rilevano qualsiasi cosa si ritrovi appunto nelle sue vicinanze. Allora, la scalata, come dire, ai nostri bersagli non sembra molto complicata, però sicuramente avranno nascosto qualche altro particolare trabocchetto. Vediamo se possiamo fare qualcosa di diverso. Tutte le vie di accesso, ovviamente le rampe di scale, sono bloccate da altre dannate mine. Attenzione che ci sta per saltare la nostra capocciona. Ok, vediamo di passare da questa parte. I nostri bersagli dovranno essere, come dire, svegli davvero come delle volpi e sicuramente avranno un occhio d'aquila, quindi dobbiamo stare molto attenti anche alle nostre mosse. Attenzione, qui ci sono delle sporgenze. Forse possiamo salire al piano di sopra senza destare particolari sospetti. Forse all'interno della nostra mappa c'erano particolari grate, qualcosa del genere, però una sporgenza potrebbe essere quello che fa al caso nostro. Allora, vediamo un po', vediamo se possiamo salire. Ok, allora il primo bersaglio comincia ad andare avanti, John Oplon. Vedete un po' come sono diversi dai bersagli che abbiamo affrontato in precedenza. Questi si muovono ovviamente con un ampio raggio visivo, soprattutto sono molto più svegli. Se tutti i bersagli fossero stati in queste come dire, se fossero stati identici per quanto riguarda la loro abilità, non so quanto saremmo sopravvissuti nell'intera campagna. Ecco il primo che si avvicina davanti a noi, John Oplon, sempre con le sue cuffione appunto per continuare a dare un'occhiata qui intorno. Allora, un bell'osso per cani potrebbe essere molto utile per attirare l'attenzione di qualcuno appunto qua vicino a noi. Vediamo un po' se può essere utile. Ok, addirittura ne abbiamo attirate ben due. Vediamo se possiamo fare del nostro meglio. Ecco che arriva il primo bersaglio. Si muovono in coppia, sarà molto difficile eliminare uno senza non destare sospetti. Attenzione, sicuramente dalla parte sinistra non passeranno. Calma, calma, qui non vorrei finire proprio nella loro trappola. Eccolo che se ne sta andando. Vediamo di interagire immediatamente con questo pelatone. Andiamo. No, si è intrufolato. Eccolo. Vieni qua, amico mio. Ok, addirittura proprio in una zona perfetta, in mezzo al cespuglio, utile appunto per essere occultato. Ok, mi sa che abbiamo lasciato qui in terra il mattoncino. Perfetto, primo bersaglio eliminato a 30.750 punti. Allora,
Vediamo un po' se possiamo eliminare gli altri due. Sicuramente continueranno a pattugliare la zona. Vediamo se possiamo raggiungere quest'altra parte di mappa. Vediamo un po', sicuramente qui l'istinto non ci servirà a nulla, tranne che utilizzare ovviamente il nostro colpo, come dire, il nostro tiro rapido. Vediamo un po', scambio mattone con osso per cani. L'osso per cani sembra molto fortunato. Attenzione, qui possiamo entrare addirittura, vediamo un po'. Ah, è una sorta di, come dire, celletta per nascondersi. Ok, non è niente di che. Allora, vediamo un po', vediamo se possiamo attirare appunto da questa parte un bersaglio. Perfetto, ovviamente hanno un occhio molto, un dito molto sensibile, quindi possiamo attirare un bersaglio nella maniera più rapida possibile. Ecco che arriva davanti a noi probabilmente il nostro caro giocatore di baseball col suo cappellino. Guardate che figo, intanto un bel arcobaleno in questa fantastica seratina autunnale. Eccolo che si avvicina davanti a noi, Cary Scutum, giocatore del baseball nel 1979, adesso si è ritirato nell'agenzia. Mamma mia, vediamo se possiamo farlo fuori. Sembrerà abbastanza duro da buttare a terra. Eccolo qua, vieni amico mio, vediamo di spezzargli il collo. Benissimo, ne rimane un altro, fuori due, resta l'ultimo ragazzi. Vediamo di farlo fuori, non sembra abbastanza difficile questa parte. Sono dei bersagli molto vulnerabili. Vediamo di continuare in questa parte di mappa. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Qui ci sono diverse statue, addirittura qui c'è un fucile a pompa. È una prova, la prova potrebbe essere fondamentale per aumentare il nostro punteggio. Benissimo, allora vediamo un po', ecco l'ultimo bersaglio che rimane. Vediamo se possiamo attirarlo appunto da questa parte. Oh, ci ha visto, maledizione. Oh, adesso inizierà un vero e proprio confronto a fuoco. Maledizione. Guardate i proiettili come sono perforanti. Addirittura hanno gettato a terra una vera e propria scultura. Attenzione, calma, maledizione. Vediamo se abbiamo fortuna con le nostre Silver Baylor. 1 contro 1, mamma mia, sembra un vero e proprio confronto allo stile vecchio West. Eccolo, vediamo se possiamo beccarlo. Beccati questo. No, vieni qua amico mio, perfetto, ottimo colpo alla testa. Peccato che ci hanno scoperto veterano 92.558 punti. Allora, vediamo di raggiungere il nostro forno crematorio. Non c'era probabilmente niente di che nel suo cadavere. Vediamo un po', perfetto. Fatemi sapere ragazzi se c'era qualche altro particolar modo per raggiungere ovviamente la nostra il nostro obiettivo. Attenzione, qua saltiamo in aria noi a furia di parlare, forse c'era qualche particolare grata, però la sporgenza è stata una delle particolari azioni e soprattutto uno dei particolari luoghi per il raggiungimento del nostro obiettivo. Vediamo di raggiungere il forno crematorio. Travis si dovrà trovare qui dentro. Addirittura ci sono esplosivi qua vicino. Perfetto, dinamite, forse saranno fondamentali. Occupati di Benjamin Travis, deve essere qui intorno, vediamo se di salire immediatamente al piano di sopra. Ed eccoci qui amico mio, vediamo di piazzare gli esplosivi. Dinamite, vecchio stampo, andiamocene via che ci salta il testone pelato. Via 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 via. Andiamocene via. Ok, lasciamo la zona. Lasciamo la zona. Ok, obiettivo completato. Mamma mia, altri 10.000 punti. Una faccenda privata finalmente conclusa con un bel po' di esplosivo. Allora, ecco Travis. Si è salvato. Non ci sei mai arrivato da solo, pelato del cazzo. No. Maledetto. Ne hanno fatto un'assassina, proprio come te. Sarebbe stato perfetto. E dimmi, l'hai uccisa? Diana è davvero morta? Non lo saprai mai. Il nostro ultimo colpo di pistola, mamma mia. Ed eccoci al termine della nostra avventura ragazzi. Hitman Absolution, un gioco davvero spettacolare. Ve lo consiglio davvero a tutti gli amanti anche della serie. Un gioco davvero molto particolare, studiato proprio nei minimi dettagli. Davvero un lavoro molto ben fatto. Adesso vediamo un po' cosa succede, come continuerà Hitman nella sua avventura. Ecco davanti a noi Victoria, vediamo un po' cosa succede. Ormai stanca di questa vita, vediamo un po'. Addirittura questo è il suo la sua collana, vediamo un po' cosa succede. Diana, fai quello che devi fare. Ed eccoci al termine anche di questa Ottimo ultima lavoro. missione ragazzi. Il denaro è 265.000 stato punti. trasferito sul tuo conto. Bentornato e grazie.
Mamma mia, addirittura ci arriva un messaggio direttamente dall'esterno per il nostro 47, un'ottima avventura ragazzi, davvero un gioco spettacolare, ve lo consiglio nella maniera proprio migliore, realizzato nei minimi dettagli, proprio un apparato stealth furtivo che viene compensato con una, come dire, con un'azione molto decisa, un'azione molto densa che davvero fa calare il giocatore nei panni del personaggio. Vediamo adesso quello che abbiamo combinato, soprattutto anche nella tomba Barnwood. Fatemi sapere ragazzi i vostri punteggi come al solito, ma soprattutto le particolari tattiche che avete utilizzato per svolgere ovviamente quest'ultima missione. Forse c'era qualcosa che mi è sfuggito. Comunque ragazzi, un'ottima campagna. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente cosa ne avete pensato di questa campagna. Ora che siamo arrivati al termine, ovviamente siamo riusciti a raggiungere la soluzione del nostro caro 47. Vediamo adesso di continuare a capire più o meno cosa succede. Forse c'è ancora un video finale da gustarci. Allora, vediamo un po'. Questo deve essere il generale, anzi il maresciallo della stazione di polizia. Vediamo un po'. Chi sei? Vuoi davvero saperlo? Potrei aiutarti a trovarlo. Ma a un prezzo, naturalmente. Ed eccoci al termine, probabilmente, come abbiamo ben potuto vedere, abbiamo un altro ragazzone alle nostre calcagne. Avete visto un po' la polizia adesso come cercava di ottenere informazioni su 47, quindi possiamo vedere che il nostro caro 47 avrà dei particolari rivali in seguito. Quindi ragazzi, fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda Hitman Absolution, ovviamente la serie che abbiamo ovviamente affrontato insieme, davvero delle missioni emozionanti. Adesso rimane, come dire, la modalità contratti che ancora non ho mai aperto. Ovviamente sarà una modalità multiplayer che forse andrò a provare, forse a farvi vedere di che cosa si tratta. Comunque ovviamente adesso arriveranno dei particolari gameplay su Metro Last Light, che ovviamente sostituirà, come dire, il nostro Hitman Absolution, ma come dire anche Far Cry 3, e quindi come avete ben potuto vedere il nostro caro Hitman è riuscito a raggiungere finalmente il suo obiettivo finale. Nei prossimi giorni probabilmente arriverà qualche gameplay inerente a Euro Truck Simulator 2, in modo tale da riprendere un po' il volante e ritornare quindi in battaglia ovviamente nelle nostre strade europee, e magari tratteremo qualche argomento in più per quanto riguarda ovviamente i prossimi giochi che andranno a uscire e quali saranno ovviamente i giochi che mi interessano per quanto riguarda la sezione autunnale di quest'anno. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questa serie, come vi ho appunto ripetuto. Ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi!